Voglio ringraziare tutti coloro che in questo mese ci sono stati vicini e ci hanno dato forza. Kevin ha sentito tutti questi incoraggiamenti e fino all'ultimo ha lottato ogni giorno per riprendersi. Le parole toccanti del fratello Antonio, che a nome della famiglia ha voluto ricordare quanti sono stati i loro vicini in questo terribile momento. Kevin Bonaldo, 25 anni, atleta in forza all'ASC Padovani Polo Cherry Bank, è morto dopo un mese combattendo tra la vita e la morte all'ospedale San Bortolo di Vicenza, colpito da un malore il 21 settembre scorso al termine della piccola Sanremo di Sovizzo. Soccorso immediatamente dai sanitari della manifestazione, il giovane ciclista bassanese residente a Loria era stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva. Accanto i genitori, mamma Cinzia e papà Roberto, i fratelli, la fidanzatina Alice. In questo mese Kevin ha combattuto come sapeva fare lui, ci racconta il presidente della squadra per la quale correva. I suoi familiari che erano lì dalla mattina alla sera tutti i giorni, quando si andava io e i miei collaboratori Alberto e Martino a trovarli al pomeriggio, ci dicevano guarda che oggi, stamattina è entrata la fidanzata e ha sentito il profumo, si toccavano le labbra, cioè c'erano tutti quei piccoli segnali che davano un po' anche di speranza di questi miglioramenti che si vedevano giorno per giorno. Il peggioramento nelle ore scorse, il cuore di Kevin ha smesso di battere, lasciando nel dolore quanti lo amavano. Un colpo durissimo, spiega il presidente, raccontando chi era Kevin. Era un ragazzo stupendo, guardi, era un ragazzo stupendo. Mi ricordo che quest'estate lo trovavamo sull'altopiano, altre cose, ci ha incontrato, noi eravamo in bici tra noi amici, tornato indietro, abbiamo festeggiato, era un ragazzo stupendo, gentilissimo, non ho mai sentito uno screzio, un qualcosa da dire, veramente un bravo ragazzo, non solo come atleta, ma proprio come uomo proprio. Il sorriso, la passione per le due ruote, la sua forza. Abbiamo portato Kevin con noi in ogni corsa di questo finale di stagione, si legge in un comunicato della squadra. A Loria, dove viveva la comunità, si è stretta la famiglia in un abbraccio immenso. L'unica cosa che ci resta è quella di dire che comunque confidiamo e siamo convinti che lui adesso farà altre corse in altri luoghi, in altri spazi e soprattutto con un occhio in terra sicuramente alla sua famiglia, ai suoi fratelli che lascia, ai suoi parenti più stretti e anche tutta una comunità che lo ricorderà sicuramente con tutto il cuore per la sua bontà, per la sua semplicità e la sua educazione, ecco, che aveva. Il suo sorriso, le risate, la forza di un atleta che non mollava mai, la sua passione e i sogni, quelli di una vita che il destino